Proseguono a Favara le prese di distanza dei gruppi consigliari di opposizione in merito alle operazioni di pulizia straordinaria al cimitero effettuate dagli amministratori locali in sostituzione del personale addetto. Questa volta ad intervenire è il gruppo MPA guidato ad Aula Falcone Borsellino da Paolo Alaimo e formato anche dai consiglieri Salvatore Lupo ed Antonio Limbrici. In una nota i tre esponenti politici ricordano la scelta della turnazione dei dipendenti dell'ente attuata nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale. In considerazione dell'atto dimostrativo odierno, i consiglieri Alaimo, Lupo e Limbrici, rivolgendosi al sindaco, scrivono: con determinazione, forza e coraggio mette le mani sul personale del comune adottando una strategia a dir poco invidiabile da tutti gli amministratori d'Italia. Oggi, continua il gruppo MPA, mette le mani su pala e scopa, lo definiamo, dichiarano ancora, una vergogna. La vostra incapacità, si legge ancora nella nota, e la vostra azione stanno facendo apparire sulle cronache regionali la città di Favara come una città sporca che non riesce neanche a tenere il cimitero pulito, scoraggiando cittadini, turisti ed imprenditori che vogliono investire e non riuscite a capire, scrivono ancora i consiglieri MPA, il danno d'immagine che state recando a questo paese. I problemi di questo genere si risolvono all'interno degli uffici comunali. Ti invitiamo, scrivono ancora al sindaco, di chiedere scusa alle persone che ti hanno votato e di liberare Favara che sta sprofondando da tutti i punti di vista per la tua incapacità politica. Un buon maestro, concludono, quando gli alunni non fanno i compiti non è lui a farli e non esce fuori dall'aula per cercare aiuto.